agli esterni, adesso ti mostro. Mamma mia, facciamo muscoli anche all'interno. E tappiti da questo interesse. Marchino! Bene, bene. Stavo con Zaia, quindi ero un discorso ufficiale. Così. Anche in medio alta di tempi. Benestante, vedi che, e vedi che aveva la possibilità di fare seduti in tre. Hai visto com'era? Perché il cambio era questo. Bellissimo. Sai di chi era questo? Vuoi andare dentro che facciamo una foto? Sì, fammi Sai Tuffolati? Il dottor Tuffolati? Tuffolati? Che meraviglia! Propose di portarlo alla Forza del Belvedere. Sempre con l'idea di scaricare. È una cosa di un'insensatezza rara, insomma, per cui la città comunque. Sì, ma per metterli dopo. Allora, questa. Il Poggi forse quello che aveva fatto l'allestimento. Claudio, questa è una tomba di Bradolini. Di uno dei Bradolini? Sì, 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 di uno. Dopo che non conosco la scultura, questo è il modo più reale e giusto delle date. Sì, sì. Fuori c'è la statua di San Giovanni, dopo la vediamo. Sì, come dicevi? La torre ha quella con quel cappello perché... il cappello è fatto di alluminio, è nata con l'idea del cappello, lì sopra c'è un loggiato. e c'è la scala che va su, lì una volta si sedevano a guardare il panorama, aspettavano il giorno. No, questo è sulla. A Sulla. Sì. Bello, bellissimo. Cammino meraviglioso. Devo dire che... Queste erano quelle che dava il... Ma si sente la voce? Guarda, Vittorio ti dice niente, che sto facendo io. C'era quello che votava, Neanche tanti anni fa. Sì. Questo qui questo ricordo che aveva un professore di francese che si faceva lezioni con vedi, qui confiniamo con la casa Gasparetto. e qua vedi anche la veduta. È bella, è bella. Ma guarda, questa non l'avevamo vista. Questa cosa orientale È bella sta casa. È bella, sì. C'è un bivacco molto bello, si chiama i Loft, che tutti gli anni all'inaugurazione fanno un concerto all'alba e lassù si vede Venezia quando sono belle giornate. Ma pensa che bello,